Aveva attraversato la frontiera di Gorizia ed era diretto ad un'azienda importatrice con sede legale a Roma, ma il furgone è stato fermato dagli uomini della Guardia di Finanza di Treviso al casello autostradale a Mogliano Veneto. Sequestrati 2700 paia di guanti antincendio contraddistinti da segni tali da far credere che fossero stati realizzati in Italia e non in Romania, paese dove sono avvenute in realtà le lavorazioni sostanziali prevalenti. In pratica i guanti, già confezionati e pronti per la vendita, nelle etichette interne e nelle note informative a corredo riportavano esclusivamente il nome della società importatrice, di cui veniva anche indicato l'indirizzo con bene in evidenza la parola Italia. È stato proprio il conducente a riferire agli uomini della Guardia di Finanza di trasportare guanti per addetti antincendio realizzati da un'impresa tessile rumena, dove li aveva caricati per conto della società italiana committente. L'amministratore dell'azienda è stato perciò denunciato dalla Procura di Treviso per il reato di fallace indicazione di origine italiana, mentre la società è stata segnalata per responsabilità amministrativa. L'impresa romana, dopo la convalida del sequestro e a seguito di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ha posto nuove etichette riportanti questa volta il nome dell'azienda rumena e la Romania quale luogo di confezionamento.